Le celebrazioni dantesche offrono l'occasione per scoprire uno dei luoghi più suggestivi e importanti della città di Gallarate, il Palazzo Municipale. Noto anche come Palazzo Borghi, è affacciato sulla piazza principale, Piazza Libertà, al fianco dell'imponente Basilica di Santa Maria Assunta, è ora divenuto il luogo in cui 33 studenti degli istituti scolastici cittadini che hanno partecipato alle celebrazioni 700 anni sotto i cieli di Dante interpretano alcuni significativi passi della commedia. Il viaggio nel mondo ultraterreno si snoda con un percorso di ascesa all'interno dell'edificio, al fine di far conoscere alcuni scorci significativi e suggestivi, dove i ragazzi possono esprimere la loro personale interpretazione, dimostrando che la res publica è al servizio della comunità e che la cultura deve trovare spazio in ogni luogo. Questi giovani interpreti sono sia l'espressione dell'impegno, della passione, del coinvolgimento di tutti gli studenti che in questi mesi si sono impegnati o in presenza o in didattica a distanza per rendere omaggio al poeta, ma sono anche la soddisfazione dei loro professori, che li hanno non soltanto preparati, ma accompagnati e seguiti per l'acqua, direbbe il poeta, ove giammai non si corse, in un pelago che rimarrà un ricordo indelebile nella loro esperienza e nella loro formazione di persone. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la dritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensiero rinnova la paura. Tanto amare che poche più morte, ma per trattare del bene che vi trovai, dirò le altre cose che v'ho scorte. Io non so ben ridir come v'entrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi chi fu al piede del colle giunto, là dove terminava quella valle che mi aveva di paura il corpo appunto. Guardai in alto e vidi le sue spalle, vesteggiate e racce del pianeta, che mi andò dritto al flui per ogni valle. Qual è il geometra che tutto s'affigge per misurar lo cerchio e non ritrova, pensando, quel principio ond'egli indige? Tal era io a quella vista nova, veder voleva, come si convenne, l'immago al cerchio e come vi s'indova. Ma non eran da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne. All'alta fantasia qui manco possa, ma già volgeva il mio disio e il velle, sì come rota che egualmente è mossa, l'amor che muove il sole e le altre stelle.